TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nel pomeriggio del 17 luglio la prontezza degli agenti della Polizia di Stato di Venezia e del personale della società autostradale CAV ha consentito di salvare la vita di un autotrasportatore rimasto coinvolto con il suo auto articolato in un incidente stradale con un altro mezzo pesante. Gli operatori della pattuglia della Polizia Stradale di Venezia, tempestivamente intervenuti lungo il passante A4 all'altezza del casello di Mogliano Veneto in direzione di Trieste, hanno notato il camionista seduto a bordo strada in stato di agitazione ed assistito da un operatore della società autostradale CAV e si sono apprestati a monitorare i parametri vitali del conducente che cominciavano a manifestare segni di criticità, nonché a praticare tutte le manovre di primo soccorso necessarie al fine di stabilizzare la persona fino all'arrivo del personale sanitario. Nel frattempo il personale CAV provvedeva a mettere in sicurezza l'area interessata dai soccorsi. L'uomo è stato in seguito ricoverato d'urgenza presso l'ospedale Caffoncello di Treviso per essere sottoposto alle cure mediche del caso. Ancora cronaca. Nel contesto di un servizio mirato al contrasto della somministrazione di bevande alcoliche a minori, nella serata di giovedì 17 luglio gli agenti del comando di polizia locale di Jesolo hanno sanzionato un'attività commerciale del Lido. Gli operatori hanno accertato la vendita di bevande alcoliche a due giovani ragazzi, un sedicenne e una diciassettenne, residenti nel Trevigiano. Verso le 21:30 gli agenti notavano i due giovanissimi all'interno del locale mentre ricevevano 2 bicchieri tipo shot contenenti, come poi riferito in atti, bevanda superalcolica di tipo vodka. Una volta identificati i due ragazzi e aver rilevato la loro minore età, gli operatori procedevano alla contestazione nei confronti del titolare del locale e dei due dipendenti incaricati della somministrazione delle bevande per una sanzione complessiva di circa 1.000 euro. E giovedì 17 luglio la Polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia. L'attività di indagine condotta dalla squadra mobile della locale questura ha consentito di individuare sul territorio della città metropolitana di Venezia il cittadino italiano ricercato per i reati di furto, furto aggravato, rapina e truffa, commessi in tutto il territorio del nord-est. L'uomo, pertanto, a seguito delle operazioni di rito, è stato tratto in arresto e portato nella casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare la pena di oltre 11 anni di reclusione. Cambiamo decisamente argomento. Parliamo della festa del Redentore. Questa sera per circa 40 minuti dalle ore 23:30 ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, durante il quale Venezia sarà avvolta da circa 6.000 fuochi d'artificio, 2.300 kg di materiale esplodente e 420 metri di fronte di fuoco. Un sistema radiocomandato da oltre 250 unità, posizionato su 5 grandi zattere e 25 pontoni più piccoli, darà vita a figure incantate nel cielo, cuori, stelle, cerchi, arabeschi e cascate dorate. I colori raccontano di Giacomo Casanova per celebrarlo nel 300° anniversario della sua nascita, il rosso della passione, l'oro dell'eleganza, il bianco dei sogni rubati, il blu dei misteri. Ogni scoppio sarà un bacio, ogni esplosione un frammento di libertà, ogni fuoco una storia che vibra nel cuore della laguna. Un palcoscenico effimero, dove Venezia danza con l'amore eterno sulle orme di un uomo che fece della propria vita un'opera travolgente. Anche quest'anno i fuochi saranno diffusi in altre località. A Seggiano, Malcontenta e Pellestrina accenderanno il cielo alle 23:30, mentre Murano, Marghera e Gazzera proporranno musica e intrattenimento per coinvolgere tutta la cittadinanza. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.